Santo numero 55. Ave del mare, Madre gloriosa di Dio, Maria, porta felice del cielo e del messo celeste, reca Dio, muta la Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami, la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, che noi ogni Nel nome del Padre e del Santo. Signore risorto sia con tutti voi. Lo Spirito Santo ci ha convocati qui attorno all'altare del Signore per celebrare la solennità dell'Assunzione di Maria al cielo, glorificare Dio, i prodigi della salvezza. Guardando la Madre del Signore, vita viva e il nostro entusiasmo all'amore del Signore. E per quelle volte che non abbiamo saputo essere così attenti alla voce dello Spirito, ci affidiamo alla misericordia. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison, sostegno dei piccoli, Signore, Dio lei, Dio onnipotente abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Gloria Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, e pace in amore. Tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Dio di Dio, Figlio, tu peccati del mondo, abbi noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, e alla destra di pietà di noi. Per il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Onnipotente ed eterno, alzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Madre Dio, fa che viviamo costantemente rivolti ai beni eterni
per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza, grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una stella. Era incinta e gridava per le travaglio del parto. Allora ha segno nel cielo, come drago rosso, 10 corna e sulle teste 7 diademi. Stava un tale del cielo a terra. Il drago si pose davanti alla donna a partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse. Essa partorì destinare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso. La donna, invece, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro potenza, del suo Cristo. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina. In ori risplende la regina. Ascolta, guardi l'orecchio, popolo e la casa del tuo padre. È in bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Tra lei le vergini, sue compagne, con dote di esultanza, sono presentate al re. Risplende la regina. Dalla prima lettera dell'Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono, perché se per mezzo di un uomo verrà l'azione dei morti. Tutti muoiono, tutti riceveranno la vita. Ognuno però prima inizia, poi venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principio. È necessario i regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ha posto piedi. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Sono le schiere degli angeli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, città di Giuda, e entrata nella casa di Zaccaria e Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto, sussultò nel suo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo generale e benedetto il tuo grembo. A che cosa te, mio Signore, venga da me? Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino sussurra nel mio grembo, e beata colei nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le donne mi chiameranno beata. Ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi del suo vestito, ha ricolmato gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua, ha detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria, lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Del Signore che ci viene offerta in questa solennità della Maria in cielo, che è la solennità mariana antica che la liturgia, che la Chiesa abbia celebrato. Secondo secolo. La liturgia guarda la Madre del Signore, il suo trionfo sulla morte, nominazione la Dormitio Mariae, quella Dormitio Mariae che trova l'icona esaltazione. L'icona raffigura Maria distesa amaca sulla morte, che è sostenuta da 2 angeli, e di fianco a Maria c'è Gesù in piedi, che tiene in braccio l'anima di Maria sotto forma di una bambina candida. Un interscambio. Maria, la madre, aveva in braccio con la Dormitio, è il Natale di Maria, il figlio tiene in braccio
la madre, nella gloria del cielo. È un emblema di quello che sarà. E le 3 letture che abbiamo ascoltato ci permettono di entrare nella profondità dell'evento di grazia che oggi, nella prima lettura presa dall'Apocalisse, la visione che appare nel cielo, una vita di sole con i suoi piedi, una corona di 12 stelle sul capo. Quella donna è la Chiesa. Maria, rivestita della gloria. La Chiesa e Maria sono un tutto. Ma c'è un nel secondo appare il drago, trascina poi che sta per dare alla luce il suo figlio unice, è il Messia. Pasto che perennemente intercorre tra la vita e la morte, tra l'agire di Dio, salvezza, grazia, prora e morte. Alla fine il drago è precipitato. Paolo introduce nella pienezza dell'evento di grazia di Cristo risorto. Dopo aver compiuto l'opera redentiva, Gesù risorge glorioso dalla morte. La primizia, partecipe sul peccato e sulla morte con Padre. Nell'Immacolata Concezione la vittoria è stata riportata sul peccato, perché Maria preserva il peccato. Con la assunzione al cielo la vittoria diventa piena, perché Maria associata alla mezzo di Cristo con la risurrezione anche del suo corpo, divenendo anticipo di quello che sarà anche alla conclusione della storia la nostra glorificazione, perché la potenza di Dio farà risorgere anche noi, anche questo nostro corpo, che è già da ora è Tempio dello Spirito Santo, risorgerà. E nel brano del Vangelo abbiamo ordinate per comprendere la grandezza di questa. Una visita, l'incontro di Maria con Elisabetta e il dialogo che è intercorso tra le due mamme. Elisabetta riconosce e proclama come la madre del mio Signore. A che devo, mio Signore, venga da me? Il Signore è il Kyrios. Maria è riconosciuta del figlio di uomo. Proclama a tutti il figlio che porta in grembo, il figlio di Dio, il Kyrios. E Maria è beata. Ma perché? E qui sta una particolarità che coinvolge ciascuno di noi. Beata colei che ha creduto nell'adempimento
di ciò che il Signore le ha detto. Ecco la bellezza di Maria, la beatitudine di essersi affidata alla parola di Dio, di essere di Dio, beatitudine della fede, beatitudine che anche noi, perché anche noi siamo chiamati a fidarci di suo amore, della sua parola. Dell'uomo sta tutta qui. L'uomo non si fio, non sia Dio potente per quanto semplice, più umile, che si fida a Dio, la più eccellenza, sublime davanti a Dio. Ma questo, dico, magnifica, perché lo diciamo spesso al Vespro, ogni sera e ogni domenica viene proclamato. Maria, dopo essere stata proclamata beata, esplode in un inno di lode. Un inno di lode che ha due temi: il tema dell'umiltà e il tema della misericordia. Il tema dell'umiltà all'umiltà, alla tapeinos della sua serva. Era una tappina, povera, umile. Proprio questa consapevolezza di essere una creatura, pur sublime, ma sempre creatura, amata da Dio, si piccola, povera. Proprio perché ha questa autoconsiderazione, ecco che rivolge a lei il suo sguardo e attraverso di mezzo di lei porta la sua misericordia. La misericordia che è questo dar costante alla sua, che è la bontà di Dio verso colui che è immagine e somiglianza sua, verso colui che è ricolmato incessantemente dai beni del suo. Maria è esaltata in cielo, ma è anche madre, madre del Figlio di Dio incarnato. Il Figlio di Dio incarnato, prima di spirare, ha fatto un regalo alla sua Chiesa, la mamma sua come madre nostra. E Maria ci tiene ad essere invocata come madre, che abbiamo da lei come. E nella Salve Regina noi diciamo orsù dunque avvocata nostra, poi misericordiosa, proprio il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, cioè misericordiosa, Maria.
con tanta gioia arriviamo la nostra io, Padre onnipotente, creatore della terra, di tutte le cose. Credo in cuore unigenito, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato, non creato, per me tutto sono state create, per noi uomini la salvezza discese dal cielo e per opera tutto si è incarnato nel seno della Vergine, si è fatto uomo. Per Ponzio Pilato morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore dà la vita e procede dal Padre orato e glorificato e a mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una sacra e apostolica, professo un solo battesimo per peccati, aspetto la risurrezione dei morti del mondo che verrà. Amen. Maria, assunta il cielo in anima e corpo, ella intercede per noi presso il Padre che ha voluto glorificarla in modo così sublime. Affidiamo a Maria le nostre intenzioni della speranza, intercedi per noi. Madre della speranza, intercedi per noi, perché la Chiesa contempli nella Vergine del cielo il modello per vita spirituale e la inde ne viva la carità, cammini nella speranza. Preghiamo. Madre della speranza, intercedi per noi. Perché Maria, l'azione del cielo, assista che fra gioie e angosce, difficoltà e pericoli, anela alla beata speranza che l'attende. Preghiamo. Madre della speranza, intercedi per noi. Perché la visione cristiana del corpo dello Spirito Santo, destinato alla risurrezione, creazione e armonia interiamo. Madre della speranza, perché il ritmo frenetico assisca realmente al volere del Signore, sulla Vergine sempre intimita al Figlio suo. Preghiamo. Della speranza, intercedi per noi. Esaudisci, o Padre, le nostre suppliche e fa che per l'intercessione della Beata Vergine alla gloria del corpo e dello Spirito Cristo, tu sei Dio dell'universo, dalla tua bontà ricevuto questo pane, frutto del lavoro dell'uomo, lo te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
benedetto sei tu, Signore. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti al Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. E portando all'altare del Signore della nostra vita, divengano un'offerta gradita a Dio Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cuori ardenti del spirito continuamente a te, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Salvi. Grazie al Signore. È veramente cosa nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che immobile ha generato nella carne il tuo figlio, la vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto cieli, benedetto colui che è nel nome del Signore. Osanna alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnando prese grazie, lo spezzò, lo prendete e mangiate questo corpo sacrificio per voi. Modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice per la nuova
ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua parte il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce nel tuo corpo. Ricordati, Padre, della tua diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce di voi. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte insieme con la Beata Maria, Vergine, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Padre San Francesco, Santa Chiara, il Beato Claudio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Con Cristo ed in Cristo, Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre che sei, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Signore Gesù Cristo, gli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della donale, unità e pace secondo la tua volontà. E la pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi. In segno di comunione e di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo per la vita. Canto 93. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Maria, tu che hai a te silenzio, la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai dolcemente l'immenso amore, aiutaci ad accogliere il Figlio che ora vive in noi. Maria, mentre tu hai sofferto ingiusto dolore, aiutaci a cogliere Figlio tuo vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il tuo che ora vive in noi. Maria.
Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, la gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. E prima di accogliere la tradizione della celebrazione eucaristica, ci affidiamo, innalziamo una preghiera a Madonna Assunta che Sant'Antonio di Padova accompagna il sermone, e ci affidiamo tutore del Signore. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci dallo, Vergine gloriosa e benedetta. Ti preghiamo, o Nostra Signora, inclita Madre di Dio, esaltata al di sopra dei cori degli angeli, di riempire il vaso del nostro cuore con la fede dell'olio della sapienza, di sostenerci con la potenza, di incarci con le pietre preziose delle tue vie e fondere su di noi, o oliva benedetta, l'olio della tua benedizione, con il quale coprire la moltitudine dei nostri peccati ed essere così trovati degni di venire innalzati alle altezze della gloria e vivere felici con i beati comprensori. Ce lo con Cristo tuo Figlio, che hai allattato e ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli, ti ha coronata con il diadema del regno e ti ha posta sul trono dell'eterno Signore. Lui sia onore e gloria per i secoli eterni, e tutta la Chiesa dica Amen. Il Signore sia con voi e ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Maria, rivolgi a noi, posa gli sguardi tuoi